Buongiorno, oggi siamo sulle rive del fiume Ausa che attraversa il cuore della nostra città. La Lista del Ponte si era prefissata 3 grandi obiettivi in ambito ambientale. Il primo era la creazione di un nuovo impianto fognario per poter uscire da quella che era l'infrazione europea che c'era stata comminata alcuni anni fa, e così è stato fatto in questi anni con nuovi impianti che hanno interessato diverse aree della città. Il secondo punto era il superamento della raccolta rifiuti con cassonetto e un passaggio al sistema porta a porta, e anche questo è stato un obiettivo raggiunto nel corso di questo mandato, con tra l'altro apprezzamenti da parte della popolazione. Il terzo caposaldo era appunto la valorizzazione del fiume Ausa. Il fiume è una particolarità della nostra città, un vanto che non tanti comuni possono disporre, ed è per questo che in questo mandato l'attenzione di chi andrà a governare la città non potrà non avere al centro anche la cura del nostro fiume. Ed è per questo che proprio negli ultimi giorni del mandato abbiamo incontrato la Regione per chiedere un sostegno, un aiuto in quelli che saranno gli interventi di dragaggio e di sistemazione delle sponde del fiume. Abbiamo un prossimo appuntamento con funzionari della Regione nella nostra città nella prossima settimana, con i quali speriamo di poter dare avvio a un dialogo, un confronto che ci consenta appunto di mettere insieme le forze comunali e le forze regionali per attuare un intervento necessario e importante per ridare al fiume quell'immagine, quel valore importante che deve e può avere all'interno della nostra città. Parimenti al fiume anche il Parco Pradulin ha la necessità dello stesso strumento, ed è infatti anch'esso assieme al fiume Ausa stato uno strumento di confronto, di dialogo assieme alla Regione, che attualmente è la proprietaria di quell'area. Intendiamo prendere possesso di un'area importante, un polmone verde situato all'interno della città, che possa diventare un punto di ritrovo tranquillo e in armonia per i nostri cittadini. Il recupero delle sponde del fiume ci consentirà di poter organizzare eventi, di poter creare appuntamenti sia all'interno dell'acqua sia nelle rive, sulle sponde del fiume, che consentiranno appunto questo bellissimo scorcio della nostra città di prendere vita, di poter essere nuovamente punto di attrazione e che possa in qualche modo essere il centro di appuntamenti per la nostra città.